Taglio del nastro a Casugana per la mostra Ogni vita è un capolavoro, voluta e realizzata dall'ISRA, che vede in esposizione 33 fotografie che reinterpretano grandi capolavori della pittura, come La dama con l'ermellino di Leonardo, Le deux danseuses di Degas e ancora l'autoritratto con cappello di Van Gogh. Protagonisti di queste istantanee catturate dai fotografi Bruno De Martini e Roberto Volpin, 41 anziani della residenza Menegazzi, tutti non autosufficienti, molti di loro affetti da Alzheimer. Le opere veramente straordinarie, messe insieme ai nostri anziani, con i quali, con degli abbigliamenti che abbiamo cercato peraltro all'interno delle nostre case di riposo, abbiamo cercato di mettere insieme e di figurare questi quadri straordinari. Ci rendiamo conto di aver realizzato un progetto che ha qualcosa dentro, che tocca i cuori delle persone e di conseguenza rimane dentro. Opere d'arte che il sindaco Mario Conte ha voluto ospitare nei corridoi e nelle stanze del municipio. Sono in esposizione dei tesori che sono i nostri anziani, talvolta per l'età tendono un po' a chiudersi, invece qui grazie all'arte di Bruno e di Roberto li abbiamo aperti veramente al mondo e credo che ospitarli in questo che è un altrettanto grande tesoro della città, che purtroppo a volte resta chiuso e limitato, riservato soltanto per questioni lavorative, era giusto aprirlo alla cittadinanza. L'obiettivo dell'ISRA è quello di mantenere alta l'attenzione su una malattia, l'Alzheimer, che in Italia colpisce 1.400.000 persone. L'esposizione rimarrà ancora aperta qualche giorno a Casugana, poi verrà ospitata a San Donà per poi oltrepassare i confini veneti, per arrivare prima nelle Marche, poi in Piemonte e per tornare definitivamente a Treviso. La mostra sarà l'occasione per i trevigiani di visitare anche le stanze del municipio e da oggi sarà possibile farlo in compagnia. Abbiamo aperto gli uffici comunali agli amici Quattro Zampe e mi fa piacere vedere che tra il pubblico di questa inaugurazione ci siano anche loro.